Un'altra opera simbolo della rinascita del Veneto sul piano della sicurezza idraulica, l'unica opera in grado di superare lo stato di emergenza permanente con cui sono costretti a convivere centinaia di migliaia di cittadini. Ecco il bacino di laminazione di Caldogno, inaugurato oggi dal governatore Luca Zaia, alla presenza di molti sindaci del Padovano. Se avessimo avuto opere come questa nel 2010, a Caldogno non avremmo avuto il disastro che abbiamo avuto e soprattutto non si sarebbe persa una vita umana. Il fatto che attraverso questi bacini di laminazione venga trattenuta acqua qui significa che sono messi meno sotto sforzo i nostri argini del Bacchiglione sul Padovano, quindi per noi quest'opera è di importanza vitale, siamo ben felici che oggi ci sia l'inaugurazione. Il bacino è realizzato su una superficie di 110 ettari da un volume massimo invasabili di 3.800.000 metri cubi di acqua tra le casse di monte e di valle. Per quest'opera la Regione ha investito 40 milioni di euro ed è stata realizzata in tempi record. Ma per il governatore c'è ancora molto da fare, soprattutto per la manutenzione dei fiumi. Bene, noi abbiamo avuto 32 sfondamenti arginali nel 2010. Il tema degli argini, che sono chilometri e chilometri di argini, è un tema che noi abbiamo affrontato, stiamo affrontando, ma hanno bisogno di diaframmature, c'è bisogno di pulizia degli alvei, di escavazioni, di abbattimento di piante e anche di vivere meno come parchi gli alvei dei fiumi, perché parchi non sono. 300 milioni di euro i danni dell'alluvione di 6 anni fa, centinaia le abitazioni allagate, aziende e attività commerciali messe in ginocchio. Penso che ancora tanto debba essere fatto, sto pensando in modo particolare all'idrovia, però si stanno recuperando 50 anni in cui non si è fatto assolutamente niente, cioè prima del 2010 sappiamo bene che i nostri fiumi erano abbandonati,